Ciao ragazze e ragazzi, amici 19 serale. Sta per scendere in studio la maglia dell'ultimo semifinalista. Jacopo e Giulia si sono sfidati ed eccoli al centro. Il LED si apre e il volto che appare sulla maglia deciderà chi andrà in semifinale. La maglia va a Giulia, che si toglie le scarpe per correre verso la maglia argentata che gli dà l'accesso alla prossima puntata. Purtroppo per Jacopo il sogno finisce qui. Le lacrime scendono in studio. In primis Maria De Filippi e la Pettinelli si commuovono per Jacopo, che dovrà lasciare la scuola e amici. Mi dispiace non abbracciarti, dice in lacrime Maria. Tutta la giuria e i compagni lo applaudono. Maria a stento riesce a congratularsi con lui. Gli dice che una persona per bene è rara e gli augura il meglio. Jacopo ringrazia tutti i professori che l'hanno aiutato tanto. Poi Maria dimentica che c'è ancora il premio Marlù, che visto che nella scorsa puntata non è stato assegnato, viene ripartito a favore degli allievi. Il premio di questa settimana è del valore di 7.000 euro in gettoni d'oro e gli ricorda che non bisogna arrendersi mai e continuare a credere nei sogni. Jacopo ringrazia ancora tutti e Maria augura la buonanotte. Non vi nascondo che Jacopo era il mio preferito, speravo proprio che vincesse il programma e invece è stato eliminato. Chi è il vostro preferito? Chi vincerà il programma secondo voi? Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!